Vicepresidente Riccardi, oggi un'importante visita sopralluogo al NUE, al SORES, a delle importantissime strutture che risolvono e rispondono alle emergenze. Ecco, si può fare già una prima sintesi di questa visita? Intanto ho conosciuto direttamente delle attività che avevo già svolto, seguito nel corso della precedente legislatura, ancora prima nel mandato della legislatura precedente ancora. Mi pare che l'integrazione stia procedendo. È chiaro che il tema dell'emergenza e dell'urgenza è uno dei temi critici che riguardano il sistema in particolare il sistema della salute. Ho rilevato investimenti importanti, abbiamo parlato delle difficoltà che sono nate con l'istituzione del 112, abbiamo anche scoperto mi sono state rese note alcune criticità derivanti dal sistema infrastrutturale delle coperture, sul quale credo che già nei prossimi giorni farò visita a INSIAL per cercare di capire in che modo si possono superare delle difficoltà che mi sono state poste e che credo siano indispensabili da superare, perché le coperture diventano elemento indispensabile per garantire la sicurezza totale ai cittadini. Quindi naturalmente il lavoro prosegue e io intendo impegnarmi anche per dare garanzia che tutto questo lavoro venga completato nel minor tempo possibile. Vicepresidente, parliamo di copertura radio per le emergenze del servizio sanitario, no? Si è emerso questo problema da risolvere con INSIAL. C'è un problema di copertura legato al territorio e c'è un problema di copertura legato anche all'utilizzo degli elicotteri, no? Quindi è un tema che c'è, che mi è stato spiegato con giusto equilibrio, ma altrettanta determinata preoccupazione ad affrontare un tema che sinceramente non conoscevo e quindi mi pare una priorità da affrontare, quindi bisogna affrontarla con la giusta programmazione, l'individuazione delle soluzioni progettuali, degli interventi da fare e naturalmente le coperture economiche che sicuramente sono ingenti, ma il tema dell'emergenza e dell'urgenza è uno dei temi di fondo legato alla qualità e alla prestazione del servizio al cittadino, sia in termini di emergenza complessiva ma in particolare quella legata alla sanità.